so high. Oh, but I watch her so sadly. How can I tell? Successo per l'iniziativa Welcome Autumn. Ieri sera a Porto Empedocle da Bellavia la moda e le nuove tendenze della stagione tutte in mostra ed accompagnate da un'atmosfera di buon gusto. Ma non solo quello dettato dalle nuove collezioni, anche buona musica, quella della band Sweet Trio, buon vino e degli stuzzichini. Un'iniziativa targata Bellavia ed Invicta, una nota firma che si aggiunge al negozio Bellavia. Invicta ha scelto questo punto vendita proprio perché è un top shop, la Facib SPA dal 1959 produce i capispalla e da quest'anno ha voluto comunque prendere come licenziatario appunto il brand Invicta. Questo è un marchio, cioè siamo qui da Bellavia proprio per farvi vedere comunque la nuova collezione autunno-inverno, i nuovi colori, i nuovi tessuti, i nuovi fit. Quindi per questo anche il signor Bellavia ci ha dato comunque la possibilità e lo spazio di poter ospitare tra le altre cose anche una cantina di vini piuttosto famosa e con loro collaboriamo e facciamo questo evento appunto per presentare la collezione autunno-inverno. Quali sono le tendenze di quest'anno? Cosa presenta Invicta? Beh, sicuramente le tendenze sono comunque quelle dell'uomo sportivo, la donna sportiva, nei colori sgargianti, nei colori anche nei toni un po' più soft, quindi meno sgargianti. Sicuramente i colori principali saranno il bordeaux, il blu, il rosso, il giallo, che sono i colori istituzionali appunto del brand. Bellavia ha scelto Invicta come nuovo marchio di giubbotti, marchio che oggi si inserisce in questo contesto nazionale ma anche europeo come nuovo format prettamente giovanile, come format prettamente colorato. 51 anni di attività, una certezza nel tempo, ma siete sempre in evoluzione. Cerchiamo, oggi il mercato cambia, 51 anni sono tanti ma ce ne sono ancora tanti davanti, purtroppo non bisogna mai fermarsi. E quindi proprio per questo diciamo Invicta potrebbe essere un nuovo slancio con un nuovo marchio per dare una linfa nuova e giovanile alla nostra attività. Invicta diciamo, è uno dei tanti marchi che noi abbiamo qui in negozio, però Invicta ecco, non come piumino visto diciamo, solamente con i jeans o con la felpa come si poteva intendere diciamo, tanti anni fa, perché oggi diciamo, il concetto di piumino è cambiato, ecco, piumino con gonne di chiffon, piumino con abiti ultralight. Prima un tempo sarebbe, diciamo, pensavo che fosse una cosa impossibile, però oggi è facile andare in una qualunque boutique e vedere un piumino accanto per esempio a degli abiti ultraleggeri, proprio perché il concetto di moda è cambiato. Oggi a noi non interessa solo vendere, a noi interessa proporre delle, diciamo, proporre alternative, perché io dico che, voglio dire, non è necessario rinnovare tutto il guardaroba ogni stagione, secondo me è importante anche avere piccoli pezzi o comunque diciamo delle chicche, delle cose diverse che magari a cui non avevi pensato, che possono rinnovare ciò che magari già hai nell'armadio. Intrattenimento e shopping insieme, come mai? Perché oggi secondo noi la moda è un'esperienza che deve raccontare la storia della moda, ma deve anche raccontare un momento sociale, un momento storico e deve rappresentare anche un'occasione di convivialità. Ecco perché cerchiamo di accogliere clienti in maniera assolutamente nuova, assolutamente diversa, ringraziandoli anche della continuità insomma, del rapporto, e quindi insieme a dei grossi marchi aziendali organizziamo dei momenti di intrattenimento che possano essere piacevoli e proporre lo shopping in maniera assolutamente diversa.